Proseguendo dritti, è possibile ammirare la parte della collezione che il Piloni ha voluto dedicare alle figure religiose. Un'interessante collezione dedicata alle figure della religione cristiana, raffigurati con quadri, tavole e santini, tutti di grande pregio artistico. Ad accogliere lo spettatore in questa sala dedicata all'iconografia religiosa è la tavola di Santa Chiara, una delle parti lignee appartenente al retablo di Bonaria, realizzata nella seconda metà del 1500 dal pittore Michele Cavaro, esponente dell'illustre famiglia cagliaritana di pittori che ebbero bottega nel quartiere di Stampace e figlio del pittore Pietro Cavaro. Altra opera di assoluto pregio è la tavola chiamata La Deposizione di Cristo, risalente alla seconda metà del 1500 e attribuita ad Antioco Mainas, che si pensa facesse parte del retablo della Sala dei Consiglieri di Oristano. Tra le opere donate all'Università di Cagliari da Luigi Piloni possiamo ammirare l'opera raffigurante L'Arcangelo Raffaele del 1763 e la più antica, firmata dal pittore cagliaritano Francesco Massa. Altre importanti ed interessanti opere sono quelle rappresentate dal ritratto di Sant'Ignazio da Laconi, contenente una reliquia dello stesso santo. Oltre alla Dolorata, opera attribuibile ad Antonio Caboni. La sala però non contiene solo ed esclusivamente dipinti raffiguranti i santi. Nella stessa si trova anche il ritratto di Maria Cristina di Savoia, moglie di Federico II di Borbone. Opera realizzata nella seconda metà del 1800 da Fra Pascalis Sarullo. La presenza di questo dipinto però non è casuale. La principessa del Regno di Sardegna, morta per i postumi del parto nel dare alla luce l'unico figlio Francesco, è riconosciuta come venerabile dalla Chiesa cattolica. Il viaggio alla scoperta della collezione Piloni, custodita nel cuore della città cagliaritana, ci porta ora ad ammirare una serie di dipinti attribuiti ai maggiori artisti sardi del 1900. Tra i 43 dipinti collezionati nel corso degli anni dal Piloni troviamo tele di indiscusso pregio e valore. Procedendo con l'esplorazione della collezione, non possiamo non fermarci ad ammirare alcuni esempi della pittura sarda. Sicuramente degno di nota è il quadro intitolato Donne al mercato, raffigurante alcune donne intente a fare spese nel mercato, allestito nella piazza Cavallotti, oggi piazza San Giovanni Battista. Il quadro, risalente al 1929, è attribuito al pittore nuorese Antonio Ballero. Riferimenti ai paesaggi della Sardegna dei primi del Novecento si possono ancora ritrovare nei due piccoli quadri di Adolfo Cao, con le due vedute dedicate a Cagliari e Bosa, ma anche le vedute delle Saline di Cagliari di Raffaello De Logo. Altri interessanti esempi sono quelli che riguardano scene di vita quotidiana, come Scena di vita sarda, attribuito a Pietro Antonio Manca, o alla Colazione del pastore, dipinto dall'oranese Mario Dell'Itala. Durante la sua ricerca e collezione di opere, il Piloni si è interessato anche alla cartografia. Ne sono un esempio le 206 carte geografiche e le 15 piante riguardanti diversi centri dell'isola, molte delle quali di un'importanza e qualità rilevanti. Tra le carte e le piante che fanno parte della collezione, possiamo ammirare la carta eseguita nel 1620 da Giovanni Antonio Magini, astronomo e cartografo padovano, noto anche con il nome latino Maginus, che raffigura però un errore. Nella cartina, infatti, viene disegnato il Golfo degli Angeli orientato verso est, errore che influenzò molti cartografi del 1700.
Un altro interessante esempio è dato dalla carta realizzata dal navigatore e cartografo inglese Robert Dudley, conte di Warwick e duca di Northumberland, attivo nel Granducato di Toscana. Questa carta fa parte della prima edizione dell'Atlante marittimo dal titolo Dell'Arcano del Mare, pubblicato nel 1646 ad opera dello stesso Dudley. Altrettanto interessante è l'opera del generale Alberto della Marmora, autore di una carta in scala 1/250.000, considerata uno dei capolavori della cartografia del 1800 e l'originale piantina raffigurante Cagliari con antiche mura, contenuta in un rarissimo volume stampato a Norimberga nel 1722. Ma nella vasta collezione accumulata da Luigi Piloni c'è spazio anche per stampe e disegni raffiguranti i paesaggi delle varie zone della Sardegna, una sorta di precursore delle moderne cartoline. La collezione si compone di 51 pezzi inediti tra acquerelli, disegni a matita, tempere e stampe di incisioni su acciaio. Sono delle incisioni su acciaio, poi miniate ovviamente, poi stampate a tempera su carta. Sono dei capolavori, delle cose bellissime che lui è riuscito a trovare e a includere nella sua collezione. Di sicuro interesse sono le vedute, che ci offrono una concreta testimonianza di come fossero strutturate le varie località della Sardegna, alcune delle quali completamente modificate nel corso degli anni. Possiamo sicuramente menzionare i 4 acquerelli di Giuseppe Cominotti, architetto, funzionario di ponti e strade del Regno di Sardegna, realizzati nel 1823 e raffiguranti alcune vedute della città di Sassari. Oppure i 22 disegni realizzati dall'artista francese Charenne, raffiguranti vedute di Cagliari, Iglesias, Monteponi, Isola di San Pietro e Sassari, realizzati tra il 1878 e il 1879, probabilmente durante uno dei suoi innumerevoli viaggi. Scorrendo tra i vari tesori della collezione Piloni, possiamo trovare anche stampe raffiguranti scene di guerra, come quella che rappresenta l'attacco sferrato dalla flotta inglese, comandata dall'ammiraglio francese Leake, ai danni della città di Cagliari. Ma anche altre stampe che testimoniano la devozione al santo patrono della Sardegna, Sant'Efisio. Si possono infatti ammirare 2 stampe simili tra di loro, raffiguranti il santo, che, ascoltate le invocazioni dei cagliaritani, respinge l'attacco francese del 1795, e un'altra, risalente al 1894, che invece ritrae il culto del santo portato in processione. Nella collezione Piloni è possibile ammirare diversi esempi delle produzioni del Cominotti e del Marchesi, tutte risalenti al 1834. I 2 professionisti, trasferitisi per un periodo in Sardegna durante i lavori per la realizzazione della più importante arteria stradale dell'isola, la statale 131 Carlo Felice, ebbero modo di ritrarre dal vivo alcuni paesaggi di varie località, probabilmente viste durante i lavori per la realizzazione dell'opera stradale. È possibile ammirare infatti 16 stampe, tra cui una veduta del villaggio di Macomer, della città di Cagliari, Monastir e Doristano. Tali opere risultano essere molto interessanti, poiché offrono un'interessante fotografia di come si presentava il territorio in quegli anni, offrendo poi allo spettatore la possibilità di raffrontarlo al modo in cui si presenta ai giorni nostri.